Sportivi siciliani, ben trovati, buon pomeriggio con il consueto appuntamento settimanale di Stadium Sicilia, in onda in diretta alle 15:20 il venerdì, ma siamo anche in contemporanea sulla piattaforma HBB TV tramite il canale di Globus Television. Il venerdì parliamo delle 3 squadre che partecipano al campionato di Lega Pro e che quest'anno, devo dire, si sono discretamente comportate bene, nel senso che 3 squadre hanno disputato in maniera diversa il loro andamento in campionato. Con me a parlare di questo weekend calcistico abbiamo Salvo Russo. Ciao Salvo, ben trovato. Ben trovati ai nostri telespettatori, buon pomeriggio Ettore. Beh, sì. È stato un campionato un po' strano perché si aspettavano alcuni risultati da alcune squadre, invece poi non sono arrivate. Il Catania è riuscito ad acquistare il diritto di partecipare ai playoff con questo quinto posto dopo la bella vittoria di Potenza, la delusione del Trapani e la sofferenza impressionante del Messina. 3 storie diverse, 3 dinamiche diverse. Il Catania conquista un quinto posto onorevole alla fine della regular season. Sì, è vero, sì. E può giocarsi comunque il futuro. Adesso sì, il futuro è nelle mani del Catania, il prossimo futuro, insomma, già a breve, domenica. Praticamente si gioca domenica. Per quanto riguarda il Messina che comunque ha acciuffato i play-out, non era scontatissimo, visto poi la crisi societaria ancora in atto. L'importante vittoria però in quel di Foggia ha aiutato questa possibilità. Assolutamente, saranno proprio i satanelli gli avversari, anche il Foggia non naviga certo in situazione molto tranquilla. La delusa, se vogliamo, di questo torneo è il Trapani. È il Trapani. Purtroppo dobbiamo ammettere questa cosa, perché è un dato di fatto. Si aspettavano molto dai ragazzi di Antonini, ciò non è avvenuto. Di chi sono le colpe? Ma di questo magari ne parleremo poi specificatamente quando parleremo del Trapani, perché adesso guardiamo subito la schermata dei risultati delle partite che si sono svolte domenica. Cerignola che vince in casa con il Latina 1-0, Avellino batte Altamura 2-1, pareggio tra Picerno e Foggia. Cavese batte Sorrento 1-0, Giuliano che perde in casa con il Benevento 2-1, Messina batte Juventus Next Generation 2-1, Catania che batte il Potenza 2-1 ed infine la Casertana che vincendo a Trapani praticamente acquista una salvezza quasi inaspettata. Guardiamola questa classifica, perché è una classifica dove ci rendiamo conto quali sono le squadre che partecipano ai playoff e quali saranno soprattutto le 2 squadre che invece disputeranno i play-out. Abbiamo al primo posto l'Avellino con 75, 67 per il Cerignola, 57 Monopoli, 54 Crotone, 53 Catania, 52 Benevento, 49 Potenza, con 48 il Picerno, 44 Juventus Next Generation, 43 punti per il Giuliano, con 41 Trapani e Cavese, 37 punti Altamura, con 35 il Sorrento, 34 il Latina, 32 Casertana ed infine le ultime 2 squadre che disputeranno i play-out, il Foggia con 31 punti, ultimo in classifica con 4 punti di penalizzazione il Messina. I punti totalizzati in questa stagione sono 25. Abbiamo preparato anche la schermata dei play-off e dei play-out che si giocheranno però a partire da domenica 10. Eccola qua la schermata dove si torna in campo domenica tutte e 3 le squadre alle ore 20. Parliamo chiaramente soprattutto del girone C, Catania Giuliano, Benevento Juventus Next Generation, Potenza Picerno e poi, come abbiamo detto, i play-out domenica 10 l'andata a Messina e poi il ritorno giorno 17 contro il Foggia. Abbiamo tante cose nel pentolone di oggi, però dobbiamo anche ricordare una cosa fondamentale. Ancora una volta la festa dell'Avellino. Voglio sentire una tua battuta su questo campionato dell'Avellino e poi ci guardiamo la festa che insomma ha permesso a tutti i tifosi di festeggiare il ritorno sospirato in Serie B per gli Irpini. Gli Irpini che tornano in cadetteria, è un campionato un po' anomalo se vogliamo, quello del girone C. Erano partiti malissimo. Sì, perché ci sono almeno 3 fasi di questo torneo. Era partito bene il Benevento in prima battuta, poi c'è stata la sorpresa, ma tra virgolette, del Cerignola che ha mantenuto la testa della classifica fino a quasi la fine. Poi strada facendo il graduale ritorno dell'Avellino che alla fine ha consentito
agli irpini non solo di scavalcare posizione su posizione, ma una volta poi scavalcato anche il Cerignola, Avellino che è riuscito a mantenere la testa della classifica e con un giorno di anticipo, una giornata di anticipo ha ottenuto la promozione. È una classifica strana perché poi se la rivediamo un attimo, vediamo se è possibile, tra seconda e terza ci sono 10 punti. E sono tanti, E sono tanti veramente, sono tanti. Onore a questo Avellino che meritatamente comunque raggiunge la Serie B. Uno spettacolo, il Partenio Lombardi, in occasione di Avellino Altamura, ha messo lo smoking, si è tirato a lucido più che mai per una grande serata di gala per festeggiare la promozione in Serie B di un Avellino che vince anche contro i pugliesi. E i gol sono d'autore, Patierno prima, Lescano poi, ma è tutto quello che non succede sul rettangolo verde a far battere il cuore più forte. Giochi di luci, torce, vessilli bianco-verdi che sventolano dall'inizio alla fine. La curva sud regala uno spettacolo che resterà dentro ognuno di noi a lungo. Questo è ciò che l'Avellino e i suoi tifosi hanno saputo regalare, oltre alla gioia incontenibile di una squadra condotta da mister Biancolino all'11ª vittoria di fila, record per il professionismo, eguagliato invece quello di Bucaro in Serie D. E alla fine del match spazio ancora una volta alle emozioni, alla festa che continuerà, spazio alle lacrime di gioia e di commozione di un Raffaele Biancolino che abbraccia forte la sua mamma per la prima volta allo stadio. Veramente questo pubblico se lo merita, dopo tanti sacrifici che fanno, è il minimo questo. Mai dallo stadio, però per la perdita di mio padre era giusto che venivo qua. Ci ricordiamo il messaggio. Grazie a voi, Grazie. Spazio alla felicità del presidente D'Agostino che dopo il discorso alla curva commenta questa promozione tanto attesa. Grande emozione, bella, dai, molto bene. È andata bene, ci abbiamo creduto e ci siamo riusciti, molto bene. Sono contento anche per tutti questi nostri tifosi che sono stupendi. C'è posto anche per un altro tipo di emozione, quella di Patrick Enrici che chiede la mano alla sua Elena ricevendo prontamente il sì. È una serata magica per tutto quello che succede al Partenio Lombardi, un'esplosione di emozioni e di sentimenti da tenere dentro, custoditi nel cuore per sempre. Grande spettacolo dunque al Partenio, onore a questo Avellino che raggiunge la tanto sospirata Serie B. Adesso diamo subito modo di conoscere quella che è a questo punto l'atmosfera che si vive a Catania perché sta per arrivare il Giuliano, la prima partita dei play-off. Lei presenta Sicilia, prima era Trinacri, proprio adesso Andocianco, c'è due mitico punto che si chiama Catania. Che partita sarà questa con il Giuliano? Perché abbiamo visto un Catania soprattutto interessante i primi 20-25 minuti, poi secondo me il baricentro è andato un po' indietro, è tornato in campo con più determinazione nella ripresa, il cambio a centrocampo con Sturaro ha permesso di allungare questa squadra e poi c'è stato questo gran gol meraviglioso di Inglese. Io credo che sarà una partita che va presa con molta attenzione. Ricordiamoci che il Catania potenzialmente ha 2 risultati su 3, però il calcio non è mai matematico. Non è matematico e poi, sai, queste sono sfide molto insidiose perché sono sfide da dentro fuori. È vero che il Catania ha questo vantaggio, gestire il risultato, che però non è la priorità assoluta, Certo. anche perché la storia di questo campionato che si è appena concluso ci dice che nella stagione in corso e soprattutto nell'anno solare, il Catania in casa ha un po' stentato, ha costruito il suo percorso onorevole, come dicevamo, il quinto posto è sicuramente un obiettivo importantissimo. Soprattutto fuori casa. Soprattutto fuori casa e vincendo anche delle sfide dirette. La sfida con Giuliano cosa ci racconta? Ci racconta che sarà la terza sfida della stagione. C'è un sostanziale equilibrio perché all'andata vinsero i Campani, al ritorno vinse il Catania.
bisogna fare una considerazione, che il Giuliano non è squadra che si difende, è una squadra che attacca, che sa anche attaccare bene. Nella stagione appena conclusa ha segnato 51 gol, è uno dei migliori attacchi. Sì, è vero, è vero, è vero. Anche se dall'altra parte c'è una delle migliori difese, però È vero. è chiaro che la differenza qui possono poi farle i reparti offensivi, i reparti difensivi. Soprattutto un reparto difensivo che è sempre molto attento, deve stare sempre molto attento in campo, e in avanti il ritrovato insomma, inglese ci può permettere, forse non dico sogni di gloria, ma ci dà una possibilità in più per cercare di portare a casa comunque una vittoria. Al di là di Inglese, che ha dimostrato a Potenza di essere bomber di razza e probabilmente giocatore che non ha nulla a che fare con la categoria, perché lo abbiamo visto non solo nel ruolo di centravanti puro, ma è di un giocatore completo. Sì, è vero. Che lega la squadra, che gioca per la squadra e che sa... Spesso e volentieri faceva proprio il reparto da solo addirittura, perché Sì, fa quando reparto- non c'era il partner in partita, spesso e volentieri era lui stesso che cercava di legare la squadra con il centrocampo. Lega la squadra, torna indietro a dare manforte al centrocampo, spesso anche in difesa, lo abbiamo visto, È vero. soprattutto sulle palle inattive, ma poi la zampata, in questo caso la testata vincente, Quella è da bomber però, che è da bomber puro, ma lì il merito è anche di chi ha confezionato È quell'assist. vero, sì, sì. Perché lì... Una pennellata, oserei dire. Adesso lo vediamo Sì. tra un attimo. Dal Monte lì ha fatto qualcosa di veramente impensabile, cioè ha portato palla, l'ha gestita, si è trovato lo spazio per pennellare quel pallone sapendo che lì davanti c'è un giocatore che Ma infatti il risponde al movimento poi di Inglese, Sì, sì. eccolo qua, il movimento di Inglese Guarda, è gliela stato chiama. perfetto, è stato perfetto. Lui gliela È chiama, vero, si è mette proprio dietro al difensore per non andare oltre. E poi la frustata è stata poi la imparabile frustata per il di portiere. testa. Dopo una partita intensa come quella di Potenza, la squadra in questo momento aveva bisogno anche un pochettino di tranquillizzarsi, no? Nel senso che l'adrenalina sicuramente salirà, è già salita, ma ad inizio settimana è stata soprattutto la serenità che è servita per poi preparare questa partita contro il Giuliano. Ma guarda, la serenità in questo frangente, e parlo di 2 mesi buoni, è dovuta al fatto che le prestazioni sono convincenti, i risultati, Soprattutto fuori casa. soprattutto su fuori casa. Sì, se ci mettiamo che dentro casa però la partita con l'Avellino è stata vinta dagli irpini, ma Con Catania- tanti dubbi, con tanti dubbi. il Catania certo non ha demeritato, ha giocato, si è Sì, confrontato a viso aperto. Se vogliamo, la partita di Potenza è stata una delle più difficili perché era uno scontro diretto contro un avversario che aveva le stesse ambizioni del Catania, Chiaro. cioè il quinto posto, e quella è già una partita, se vogliamo, stile playoff, tant'è che Toscano qualche settimana fa l'ha detto, no, i Sì, lo sottolineava che comunque sono già iniziati. a Potenza era a tutti gli effetti Sì, una sì, partita playoff. il clima playoff è già quello, quindi diciamo che la serenità è dovuta al fatto che il grado di maturazione di questa squadra è coinciso con una serie di risultati molto importanti. Ed io aggiungerei, scusami se ti interrompo, che questo grado di serenità e di convinzione è coinciso con questa parte finale della stagione che è servita in un certo senso anche di preparazione ai playoff, cioè meglio che sia arrivato adesso questo momento di serenità e di convinzione, non so se sei Assolutamente d'accordo, e questo poi la dice lunga anche sul fatto che sai che si sono aperti, no, le valutazioni dei bookmakers, eccetera, certo. di chi dice che dei pronostici, eccetera. Il Catania rappresenterà per questi playoff una sorta di mina vagante, È proprio vero. perché è in una condizione dovuta anche al rientro di tanti giocatori che per lungo tempo certo. sono rimasti fuori per infortunio. Chiaramente alcuni di questi giocatori non hanno ancora la condizione ottimale, ma stanno dando un contributo Aspettiamo notevolissimo. Guglielmotti magari, no? Per le Guglielmotti partite più importanti. Potrebbe già tornare in campo, spezzoni di partita anche per lui. Considera che Sturare è rientrato ed anche E lui ci è piaciuto molto. ed è stato assoluto protagonista Ci a è Potenza, piaciuto molto. perché ha salvato un gol sulla linea Sì. e 3 minuti dopo il Catania
quella partita l'ha portata a casa, quindi questo significa tanto, ma al di là dell'episodio, recuperare giocatori come Sturaro, che sono leader in campo, che si certo, fanno sentire, aiutano moltissimo aiutano queste partite moltissimo. prossime. E questo la dice lunga sul fatto che il Catania oggi viene considerata come mina vagante rispetto Ci a... piace questa cosa però, almeno ci dà la convinzione che possiamo anche giocarcela, Assolutamente giustamente. sì. Allora si giocherà una partita impegnativa contro il Giuliano, abbiamo anche una battuta da parte del direttore sportivo Domenico Fracchiolla che lo ha detto bello chiaro e tondo: non andiamo a Catania convinti di fare risultato, però se giochiamo come abbiamo giocato male contro il Benevento rischiamo di fare solo una passeggiata. Sentiamo il servizio. Sicuramente i complimenti vanno a tutti, sono contento per la proprietà perché so i sacrifici che fa. Anche oggi ha provato di tutto per portare più gente allo stadio, per la tifoseria che comunque è venuta, ma non sono contento del finale di campionato, non sono contento delle partite finali perché abbiamo fatto esattamente 2 vittorie nelle ultime 9 partite e io non penso che sia un finale positivo. Siccome c'è qualcuno dentro lo spogliatoio che sa cosa significa affrontare i playoff, io personalmente so che significa andare a vincere fuori casa da decimo perché mi è capitato. Quindi io penso che se si fanno i bilanci si fanno alla fine dell'ultima partita. Io domenica non voglio vedere l'atteggiamento delle ultime gare, non mi piace questa maniera arrendevole negli ultimi numeri e quindi bisogna essere obiettivi perché altrimenti si porta un approccio ai playoff sbagliato e si va a fare lì praticamente quasi una gita, cosa che io non voglio e come società non vogliamo assolutamente. Insomma, Giuliano che ha un po' paura di affrontare questo Catania che, come ha detto bene anche Salvo Russo, in questo momento è certamente un po' la vina vagante dell'intero gruppo playoff. A proposito dei playoff, 2 squadre che certamente possono rappresentare anche le alternative per il passaggio al turno successivo. Parliamo del Potenza che abbiamo insomma battuto la settimana scorsa e poi anche di questo Picerno. Sentiamo il servizio. Come nel 2023, questa volta una settimana prima e a campi invertiti, Potenza e Picerno si ritroveranno di fronte nel primo turno dei playoff del girone C del campionato di Serie C. Si giocherà il 4 maggio allo stadio Viviani, quasi 2 anni dopo la sfida dell'11 maggio 2023, quando il Potenza, nono in classifica al termine della regular season, si impose 1-0 al Curcio contro il Picerno sesto, grazie alla rete messa a segno da Steffè all'80°. A distanza di 723 giorni il pronostico è ribaltato, il Potenza ha chiuso con qualche rimpianto al 7° posto della classifica con 49 punti, frutto di 12 vittorie, 13 pareggi e 9 sconfitte. Il Picerno invece ne ha fatto uno in meno, con 10 successi, 18 pari e sole 6 sconfitte. Resta il rammarico per gli 0 punti nelle ultime 2 della squadra di Pietro De Giorgio, battuta un po' a sorpresa Latina e 2-1 in casa dal Catania, al termine di un match in cui forse anche il pareggio sarebbe andato stretto. Recrimina anche il Picerno che con un successo sul Foggia, salvato in un paio di occasioni da Perina, avrebbe guadagnato il favore del campo e 2 risultati su 3. Si gioca quindi allo stadio Viviani alle ore 20, con la vincente che dovrà aspettare di conoscere gli altri risultati per capire chi sarà l'avversario. Parità assoluta fino a questo momento negli scontri diretti. All'andata, al Curcio, è terminata 1-1 con le reti di Schimmenti e Bernardotto, mentre al Viviani è stato uno spettacolare 2-2 con la doppietta di Caturano intervallata dalle reti di Nicoletti e Maiorino. Ora è il terzo round per continuare a sognare nel cammino playoff. Allora abbiamo gli ultimi 30 secondi da dedicare al Catania. Salvo, a questo punto pronostico che ci vede leggermente favoriti, però attenzione, è sempre una partita da playoff. È una partita da playoff piena, è un confronto diretto, è una partita sicuramente da non sottovalutare, c'è il bonus di
tra virgolette, del fatto che si gioca in casa come miglior piazzamento e che quindi si possono sfruttare 2 risultati su 3, ma non si baserà su questa la strategia di Toscano, ne siamo certi. Toscano che domani parlerà in conferenza stampa prepartita, Toscano che però ha una certezza, può contare su tutti gli effettivi. E questa sicuramente è una bellissima notizia. Allora a questo punto ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco rientriamo e parliamo anche di questo Trapani delusione. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano in un'unica grande serata. Il galà del calcio nostrano va in passerella con la premiazione dei migliori dirigenti, i migliori tecnici, i migliori atleti della stagione calcistica. Una serata esclusiva con il gotha dirigenziale e sportivo del calcio siciliano, le eccellenze dello sport, del giornalismo e dello spettacolo. Presenta Ettore Tortorici. Eccoci rientrati, siete ancora con Stadium Sicilia, abbiamo messo da parte il Calcio Catania che domenica affronterà il Giuliano nei playoff, mentre invece non faranno i playoff gli amici e cugini Amaranto perché purtroppo perdendo in casa contro la Casertana sono stati a tutti gli effetti esclusi da questa kermesse dei playoff. Pertanto iniziamo subito a parlare del Trapani Calcio. Salvo, da dove parte la crisi del Trapani? Perché probabilmente c'è un'idea ben precisa dove si sono stati fatti degli sbagli, però forse non si è agito nei tempi giusti, nei tempi ideali. Ci sono diverse fasi di questa travagliata stagione a Trapani che era partita con delle ambizioni notevoli. Antonini aveva messo su un organico sicuramente competitivo. L'ambiente era molto carico dopo la bella esperienza di Serie D anche. Sì, ambiente carico e comunque Trapani che appunto in una fase iniziale di questo torneo aveva fatto capire insomma, che aveva delle ambizioni sicuramente non celate. Poi è successo qualcosa anche a livello tecnico, ci sono stati forse degli eccessivi cambi di rotta per quanto riguarda la conduzione tecnica. Intanto hanno iniziato con Torrisi che aveva vinto il campione di Serie D, dopo qualche settimana Torrisi va via e viene Capuano e lì forse probabilmente secondo me c'è stato il primo sbaglio. Capuano anche perché il rapporto tra Capuano e giocatori è durato davvero poco. A tal punto che il presidente addirittura è stato costretto a mandare via Lescano.
Sì, diciamo che è durato poco, ma è stato deleterio, perché lì si è spaccato di fatto lo spogliatoio, i rapporti anche tra alcuni giocatori che poi magari sono rimasti, Lescano è andato via, e lì probabilmente però la scelta di dare Lescano all'Avellino non è stata una mossa molto azzeccata. Però poi c'è stato Aronica, poi c'è stato Torrente, adesso si è ritornati ad Aronica. Insomma, un po' di confusione. Quindi non fa bene alla squadra. Questo è stato, non ha fatto bene alla squadra. No, poi mal di pancia, le prese di posizione di Torrente, no? Che fino all'ultimo voleva assolutamente rimanere su quella panchina. Insomma, è successo veramente un po' di tutto. Non ha aiutato chiaramente l'esclusione di Taranto e Turris, perché hanno ridisegnato. Certo, soprattutto loro che avevano fatto tanti punti. In questo caso c'è da dire, ma qui Antonini non l'ha presa sicuramente non l'ha presa bene, anzi ha preannunciato mosse anche di tipo giuridico, perché 10 punti, sai, cominciano a diventare troppi in un finale di stagione. Se fossero stati quei 10 punti, diciamolo pure, loro sarebbero a questo punto effettivamente nella griglia playoff. Potevi gestirla. Potevi gestirla in una maniera totalmente diversa. Insomma, veramente una stagione che non è per niente da incorniciare, anzi, tutt'altro. Parliamo di Aronica, perché tra poco lo sentiremo nella dichiarazione, diciamo, di fine stagione. Aronica che addirittura dopo il suo ritorno in panchina ha firmato anche per la prossima stagione. Evidentemente il presidente Antonini ha le sue convinzioni. Aronica è l'uomo giusto per far ripartire questo Trapani. Adesso non so quali sono i rapporti personali tra Aronica e il presidente Antonini. C'è da dire che Aronica però ha mostrato di avere quelle caratteristiche che forse Antonini andava cercando, perché in un periodo poi comunque complicato, Aronica è riuscito a rimodulare il gruppo e quindi a portare il gruppo dalla propria parte. Questo è un segnale. Questo è un segnale certo, sicuramente molto importante, che dà ad Antonini magari una sicurezza maggiore, cioè di uomo, di spogliatoio che ha un polso e che può garantire il futuro. Ce lo possiamo solo augurare noi da sportivi siciliani. Sentiamoci a questo punto proprio le dichiarazioni di Aronica al termine di questa brutta sconfitta contro la Casertana, e soprattutto anche quello che succederà adesso nei prossimi giorni, perché questa è una squadra che sulla carta si dovrebbe allenare almeno sino al 20 giugno. Siamo delusi perché volevamo vincere, volevamo chiudere il cerchio, sapevamo che comunque da altri campi poteva arrivare, come lo è stato, un risultato positivo a nostro favore, quindi c'è grande rammarico per quello che è stata la gara, per come è stata interpretata i primi minuti, specialmente con le prime battute iniziali, dove siamo stati un po' contratti, un po' remissivi, e poi chiaramente il gol ha un po' scombussolato quello che era il piano gara. Rammarico ce n'è tanto, perché si era fatta una grande rincorsa nelle prime 3 partite e quindi oggi potevamo raccogliere i frutti, così non è stato, e quindi c'è un grande rammarico per non aver raggiunto un obiettivo che era insperato ma poi si era concretizzato, ecco, nelle ultime settimane. Ma diciamo che continueremo a allenarci quantomeno per ancora un mese e mezzo, credo, verso fino a metà giugno saremo qui ad allenarci, perché è giusto e doveroso essere responsabili di quella che è stata la situazione che è dipeso da noi, da me, dalla squadra, un po' da tutto quello che sono stati i risultati, e quindi ci sarà questo mese e mezzo per valutare, continuare a valutare l'organico, ma già abbiamo le idee chiare insieme al presidente, insieme ai direttori, per cercare di capire quello che da dove bisognerà ripartire e da dove bisognerà investire per cercare di creare una squadra competitiva che comunque sia rinnovata, ecco, dove serve, e migliorata dove quei reparti che chiaramente hanno dato non le risposte dovute per quelli che sono stati gli investimenti della società. Però sicuramente fino a metà giugno continueremo a allenarci, perché è giusto e doveroso, perché siamo professionisti, perché un calciatore non si può fermare dai 2 mesi, anche perché comunque siamo contrattualizzati fino al 30 giugno e quindi alle dipendenze della società. Adesso sentiamo anche le parole di Enzo Biondo, che ci ha accompagnato per tutta l'intera stagione di Stadium Sicilia. Questo suo ultimo intervento ci fa un po' il sunto di questo Trapani 2024-2025.
Bilancio di fine anno certamente poco positivo per il Trapani Calcio. È sfuggita l'opportunità di partecipare ai playoff in virtù della sconfitta casalinga patita per mano della Casertana, l'8ª della stagione, ed è un record negativo nella storia del Trapani Calcio. Una eventualità del genere si è verificata soltanto nel corso della stagione 89-90. Naturalmente il Trapani non ha perso i playoff all'ultima partita, ma lo ha perso durante tutta la stagione, caratterizzata da 5 cambi in panchina, con Torrisi all'inizio, poi Aronica, poi Capuano, poi Torrente e poi il ritorno di Aronica, ma anche, perché non bisogna dimenticarlo, dal continuo via vai di calciatori. Soltanto nel mercato di gennaio ben 15 sono andati via e 16 sono arrivati a Trapani, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Già si pensa alla prossima stagione, il primo tassello dovrebbe essere Salvatore Totò Aronica. A lui verrà affidato il compito di rifondare una squadra che certamente ha deluso le aspettative. Molti giocatori proprio non sono calati nella realtà trapanese, non hanno offerto il benché minimo contributo e alla fine appunto i risultati sono quelli che conosciamo, e cioè la mancanza di partecipazione a playoff. Certamente ha pesato anche in questo verdetto l'esclusione di Taranto e Turris, con il Trapani che ha perso ben 10 punti, ma probabilmente i troppi errori commessi dalla proprietà, che probabilmente pensava di poter ripetere la stagione trionfale dello scorso anno, quando il Trapani vinse campionato contando di record la Coppa Italia e partecipò anche alla finale scudetto. Si pensava che probabilmente sarebbe stato facile ripetersi. Non è così. La Serie C continua a essere un campionato molto difficile e di qualità soprattutto caratteriale. Il Trapani probabilmente quest'anno ha patito l'assenza di questa caratteristica. Tutto rinviato dunque alla prossima stagione. Anche per Enzo Biondo, dunque, tutto è rinviato alla prossima stagione. Auguriamo chiaramente a tutti i tifosi trapanesi di ritornare ancora più forti di prima dopo questa esperienza non certamente positiva di questa stagione appena conclusasi. Ci fermiamo, ultima pausa pubblicitaria e poi subito parleremo del Messina. Gioielleria Battaglia. La bellezza, l'eleganza, la qualità. Gioielleria Battaglia, a Catania in via Gabriele D'Annunzio 224. Perché da noi un dono è per sempre. Seguici anche su Facebook. Di nuovo insieme, ultimi minuti dedicati a questo punto al Messina Calcio, anche lì situazione ingarbugliata, però per fortuna questa squadra messinese andrà ad affrontare una partita a salvezza, giocherà i play-out contro il Messina. Il Messina non giocherà con il Messina i play-out, ma giocherà i play-out con il Foggia. Ho sbagliato. Ma sai, alla fine non è neanche un errore. Perché? Perché effettivamente il Messina in questo momento deve giocare anche contro se è giusto, è vero, mi piace. C'è una situazione ingarbugliata Salvo. a Messina, quindi è una doppia sfida che non si gioca, in questo momento non si sta giocando e non si giocherà solo in campo. È vero, si giocherà anche fuori dal campo, soprattutto fuori. Tra l'altro l'arrivo di questo nuovo imprenditore che ha un po' in un certo senso salvato il salvabile di queste ultime settimane, la squadra si sta preparando per giocarsi questi play-out, vi ripeto l'andata si giocherà
giocherà a Messina giorno 10 e poi il ritorno giorno 17. Ma di questo imprenditore conosciamo qualche notizia? Nel messinese lo conoscono bene, si chiama Giuseppe Peditto, qualche anno fa, una decina di anni fa, si avvicinò al Milazzo ma con fortune avverse, poi tentò anche la strada verso Leonzio, verso Lentini per Leonzio, ma anche lì non ci fu Insomma, non ci sono delle credenziali. Diciamo che i tifosi del Messina in altissime. questo momento stanno valutando, ma certo non è un nome molto affidato. Però è anche, vero, punto di vista. però è anche vero che ha pagato in questo momento quei soldi necessari perché la squadra potesse comunque continuare e chiudere la stagione. Ma anche qui è tutto ancora da anche io ho questa verificare. sensazione. C'è anche una nota di Sciotto che comunque vuol chiarire la sua posizione, già lo aveva fatto qualche settimana fa, è tornato su questo. Ci sono le carte che stanno girando, ci sarà un giro vorticoso a Messina, sperano di no. Secondo me il risultato dei playoff, dei playout, probabilmente potrà definire ancora di più, in maniera più dettagliata, il percorso di questo nuovo Messina che dovrebbe nascere. Sì, questo è giusto, perché sai, poi mantenere la categoria o no può fare la differenza. Assolutamente. Sentiamo comunque le parole di Antonio Gatto, l'allenatore che comunque in questo momento sta pilotando con tanta positività questa squadra giallorossa. Se fossimo andati in vantaggio 3-0, 4-0 negli spogliatoi nessuno poteva obiettare nulla. La Juventus ha fatto un tiro in porta su una ripartenza, però penso che il nostro portiere sia stato praticamente inoperoso il primo tempo. Non è arrivato il 3-0, potevamo farlo anche nei primi 5 minuti del secondo tempo perché c'è stata una doppiazione in cui anche lì il loro portiere è stato bravissimo, subendo il gol del 2-1 troppo presto e anche in maniera rocambolesca. È normale che può subentrare un attimino di paura, però non ci siamo limitati solo a difendere, abbiamo avuto le nostre palle gol per fare il 3-1, non è arrivato. Gli ultimi 10 minuti penso che la sofferenza sia normale perché c'era un obiettivo da raggiungere. Penso che sia una cosa normale che capita su tutti i campi. 6-7 minuti alla fine, con i 7 minuti di recupero, ci può stare che pensando all'obiettivo ci si abbassa e si cerca di portare il risultato a casa. Loro alla fine mettevano questa palla lunga, poteva anche darci fastidio perché lì o giochi in 9, o giochi in 10, o giochi in 11, la palla lunga non fa certamente la differenza, però anche in questo caso Caprigas è stato praticamente inoperoso. Ma io ho già detto la settimana scorsa che a noi non interessava chi potessimo incontrare, o Casertana o Foggia, per noi non faceva differenza, noi volevamo esserci. Adesso prepareremo queste 2 gare, sicuramente anche il Foggia dovrà pensare che incontra il Messina, incontra una società, una squadra che ha alle spalle un'intera città e ci spingerà come ci hanno spinto oggi. Ci preoccupiamo noi, ma si dovrà preoccupare tantissimo anche il Foggia. Bravo mister, convinzione e determinazione sono giuste credenziali per cercare di battere questo Foggia nei play-out giorno 10 e poi il ritorno giorno 17. Siamo ai saluti, prima di congedarci dobbiamo anche comunicare che Globus Television seguirà in modo particolare i play-off del Catania in casa contro il Giuliano. Eh sì, dopo tutta la lunga stagione di Studio Stadio Live, anche per questi play-off Globus, la redazione di Globus sarà presente, sono stati acquisiti i diritti e quindi ritorna domenica alle 19:30 l'appuntamento con Studio Stadio Live. Questa è la schermata, come sempre in diretta dal Massimino, in studio i nostri conduttori, gli ospiti e anche la sorpresa perché oltre ai soliti gadget, il cuscino, la lampada, ci sarà un terzo gadget a sorpresa, quindi vi invitiamo a sintonizzarvi a seguire con attenzione Studio Stadio Live domenica alle 19:30 su Globus Television con la tecnologia HBB TV Sicilia per il canale 15 del digitale terrestre. Perfetto, doverosa e giusta pubblicità. Un pronostico e poi chiudiamo veloce contro il Giuliano, dammi un risultato così veloce senza pensarci un attimo.
Non faccio proposte. Va benissimo, allora a questo punto ti rinnovo l'appuntamento tra 15 giorni, così magari poi forse potremo mettere a confronto il pensiero che tu hai avuto su questa partita. Ma è criptico. Ok, perfetto. Grazie a Salvo Russo. Grazie Ettore. Grazie a Salvo Russo per essere stato con noi. Noi vi salutiamo, ci congediamo da voi. Vi diamo appuntamento chiaramente a venerdì prossimo, puntuali 15:20 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, ma come ha detto anche poc'anzi Salvo Russo, siamo anche in contemporanea sul canale HBB TV di Globus Television. Grazie per essere stati con noi. La buona serata a tutti voi.